attraverso questa risoluzione di sicuro il problema politico è sciolto a metà, posto che abbiamo fatto un passo, abbiamo securizzato da un punto di vista giuridico il cartolare, mica problema non è che siamo tutti da consenso, vuol dire che ora sappiamo esattamente ciò che può essere avviato in conto da collettività, ma da parte di uno Stato per ora il conto non c'è mica e ci mancano su scarto di appena meno di 300.000 euro che corrisponde ai 5 posti che mancano per giungere a contrattualizzazione generalizzata. Vuol dire che la rivendicazione di contrattualizzazione generalizzata ferma sanasana, ne siamo sempre allo stesso punto, non si aspetta giustizia. Dunque, si continua o si trova una maniera di bian conto su 300.000 per coprire euro, se lo c'è attraverso una modalità finanziaria, non so mica qual è, ma quasi no, ce la trova, si 5 posti. E il gioco di insiste non a fatto che se non ci sono mica si soldi non sa da qui a settembre, allora a settembre, di marzo, scuola corsa, piove, perché chi è qui la realtà? Si bottene sino a marzo. Dopo marzo non possono più pagare una parte di insegnanti. Dunque, mica di insegnanti, ma di quelli che lavorano a l'animazione. Dunque, attenta, no, io contrario, non possiamo più pagare l'insegnante. Dunque, attenta su fatto qui, dunque, c'è la andata in furia, andata a discussione stipulata, che è descritta nella risoluzione, cioè andata in furia, di maniera anticipata e fa che allora a ottobre o novembre che non ci sia una soluzione, perché sennò ne siamo sempre a si godere. Dunque, ecco, io voglio insistere e dire se il brevetto non tiene mica il suo ingaggiamento, che non ci lasci la possibilità di dare i nostri. Perché che oggi ne siamo qui, cioè trova una maniera che non possiamo noi a piazza di un Stato se non vuole mica, trovare una maniera di finanziare. Ecco. E in corso si dice è meglio affrigge che usoio.